Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Ben ritrovato Patrizio Bertin, presidente Asconcommercio Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, era un po' di tempo che desideravamo la sua presenza perché effettivamente ci sono tanti punti che lei nel tempo ha sottolineato, ha messo in luce, tanti aspetti che devono essere evidenziati e fatti comprendere anche ai nostri telespettatori. Peraltro molti che ci seguono sono anche del settore commercio perché abbraccia commercio e servizi, abbraccia moltissime categorie. Allora tanti anche gli aspetti che affronteremo insieme. Beh, visto che i saldi finalmente è arrivato anche finalmente per insomma, il pubblico, però penso anche per gli operatori del settore, la data di inizio saldi che quest'anno era abbastanza unificata, mi pare di aver capito a livello nazionale. È un respiro di sollievo anche per voi, perché questo è un po' un motto che lei ha fatto dicendo cerchiamo di combattere anche l'inflazione in qualche modo. Sì, diciamo che i saldi, che se ne dica, sono sempre un appuntamento importante. Sono un appuntamento importante sia per il negozio ma anche per i nostri clienti perché hanno la possibilità di acquistare prodotti a un prezzo molto più conveniente. Quindi l'attesa dei saldi già si respira. È importante comunque che ci siano i saldi, quelli seri, quelli che rispettano le regole, quelli che lo fanno con molta diligenza, non quelli che improvvisano, quelli che fanno i furbi o quelli anche sull'e-commerce che ne approfittano dei saldi per fare insomma affari. Però ecco. c'è molto meno vendita adesso, cioè molto meno vendita, intanto sul web diciamo che i prezzi si sono un po' allineati, almeno per i prodotti anche a firma, insomma, a meno che non siano delle truffe e quant'altro, e poi non ci sono più queste offerte stravolgenti e il pubblico ricorre anche meno al web rispetto a prima. Sì, diciamo che tutto sommato anche i nostri clienti hanno riscoperto i negozi di vicinato dove hanno la capacità di avere un consiglio fatto da persone che si fidano, persone che hanno esperienza nell'acquisto, quindi è tutta una serie di conseguenze che da dopo il Covid in poi hanno messo un po' di più in difficoltà il commercio online. E quindi per noi è un toccasana perché possiamo fidelizzare i clienti, possiamo dare un servizio importante ai nostri clienti e quindi io dico che i saldi daranno parecchia soddisfazione in ambo le parti perché il negoziante aspetta i saldi per rinnovare, rigenerare il suo magazzino e il cliente aspetta i saldi perché può acquistare prodotti a un prezzo molto conveniente. Questa è assolutamente la questione, però quest'anno diciamo che le vendite come sono andate fino a questo momento, a parte che la stagione non si capisce neanche se è iniziata o meno. Vediamo che siamo in luglio e vediamo il tempo che non è assolutamente confacente col mese, però dicono che l'estate arriverà, quindi vediamo che abbiamo anche tantissimi turisti nel nostro territorio fortunatamente e anche questo porta appunto dei vantaggi e dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere seri, soprattutto dobbiamo essere seri, ma seri cioè nell'impostare i saldi in maniera corretta, ma ci si aspetta comunque dei risultati importanti. Come è andata? È andata un po' a singhiozzo, insomma la vendita non è stata tra le vendite migliori della stagione perché anche condizionata un po' dal tempo perché effettivamente di caldo ne abbiamo avuto qualche sprazzo ma non è partita la stagione estiva. Quindi è questo più una questione meteorologica che ha condizionato o il fattore che le persone cominciano a risentire della stretta della morsa economica tra mutui, prezzi elevatissimi, soprattutto dei beni di prima necessità e risparmiano per poter andare in vacanza? La gente rinuncia alla vacanza e lo vediamo insomma anche perché ci sono state situazioni veramente imbarazzanti anche con l'aumento dei prezzi dei voli e tutto quanto. Dobbiamo essere, per questo io dico che dobbiamo essere seri
perché ne va del nostro futuro. Se noi manteniamo una linea corretta, la gente si muove, compra, acquista e fa, anche se abbiamo questa inflazione che ci sta mettendo veramente a dura prova, anche se abbiamo la minaccia appunto dell'aumento delle materie prime, parlo sempre dell'aumento dell'energia, adesso sta ancora scendendo, però siamo ancora a livelli altissimi. E quindi è una situazione compromessa, per questo è importante che ci siano degli osservatori in cui garantiamo che quello che viene fatto, almeno per la nostra parte, sia fatto in maniera seria. Ecco, da questo punto di vista cosa ne pensa dell'incontro che il governo ha voluto a seguito della segnalazione di Mister Prezzi, come è stato definito, per la valutazione sia delle tariffe, lei ha citato le tariffe aeree, però effettivamente sono schizzate le stelle in modo inverosimile, adesso vedremo le risposte che daranno anche le compagnie, sia per quanto riguarda i prezzi al consumo nella grande distribuzione, che non giustifica, facciamo l'esempio del latte venduto a 1,30, 1,40, quando poi i produttori di latte ricevono 40 centesimi, 30, 50, non certo la cifra del passaggio di filiera, per fare dei generi alimentari che sono stati presi sotto attenzionamento, perché ovviamente sono i beni fondamentali per la nostra esistenza. Cosa ne pensa di questo incontro? Intanto dico che è sempre la solita storia, domanda e offerta. Quello che riguarda i voli è che c'è tanta domanda, okay? L'offerta non è assolutamente in grado di sopperire a tutte queste persone che vogliono viaggiare, quindi cosa fanno? Aumentano i prezzi. Perché? Perché c'è tanta richiesta. E non esiste non esiste un controllo, non esiste un controllo, o meglio, esiste, però viene applicato sempre quando viene segnalato che c'è questo tipo di pericolo in atto. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime, è tutto collegato, perché il governo ha abbassato anche l'IVA su certi prodotti, invece che magari capire se si potevano calmierare o no. Perché? Perché i prezzi sono schizzati, perché c'è a monte, c'è un aumento dei prezzi che questo fa lievitare. Vediamo che l'aumento dell'energia, ci ricordiamo bene qual è stato e qual è, perché non siamo però ancora... è calata, dicono, adesso sono calate. È calata, ma non siamo ancora ai livelli del pre-Covid. Okay? E quindi è tutto ancora, cioè abbiamo avuto una situazione di aver schizzato verso l'alto in maniera importante, poi nel calare c'è sempre questo freno a mano, perché c'è sempre paura dell'aumento rapido e quindi uno non sa, cioè non c'è, diciamo, una regolarità. C'è un mercato che ormai è talmente inflazionato, è talmente diciamo flessibile, che non è facile gestire, perché vediamo che tante imprese sono veramente in condizioni disperate e non sanno perché, perché magari è anche facile purtroppo sbagliare i conti. Oggi è facilissimo trovarsi fuori mercato senza saperlo. Nel pericolo succedono anche che uno aumenta i prezzi in maniera sbagliata, aumentandoli troppo, quindi non crea vendita e quello va in difficoltà. Quello che lo vende col prezzo concorrenziale, che è sotto prezzo, e va in difficoltà. Quindi cioè, è da esaminare bene in profondità questa situazione, che non è dovuta assolutamente a diciamo, una stabilità, è dovuta a una flessibilità dei prezzi che sono veramente una cosa incontrollabile. E poi c'è sempre la minaccia delle materie prime, perché dicono che calano e poi ti trovi dalla sera alla mattina che schizzano, parlano già che a settembre-ottobre torneremo ai prezzi di prima. Come fai? Come fai a resistere? O come fai anche a gestire la tua attività? Come fai acquistando? Quando tu vai a acquistare un prodotto, a che prezzo lo trovi? Cioè, veramente non è semplice. Io insomma, raccolgo alcune informazioni anche dai nostri associati e capisco che le difficoltà ci sono tutte. Perché alcuni, anche i cittadini e consumatori, ma è stata anche la stampa che ha detto che si stanno rifacendo un po' tutti dei 2 anni di inattività.
Peraltro non giustificata, perché quando parliamo di grande distribuzione è andata benissimo durante il Covid, mai come allora, quindi non giustifica. Il problema è la filiera. Quando parliamo di abbigliamento forse sono stati dei cali, perché alcuni dicono non è giustificato l'aumento, soprattutto calzaturiero e altri prodotti così alle stelle come si vedono adesso, cioè, quindi anche con lo sconto che può essere praticato, dopo vedremo la nuova normativa che entra in vigore dal 1° luglio, però comunque prezzi molto molto elevati. E poi non parlare dei servizi, qui il turismo è schizzato proprio, sono impazziti. E perché non parliamo del costo del denaro? Perché non parliamo quanto sono schizzati i mutui delle famiglie? Esatto, affrontiamo anche questo. Ecco, quindi dubbio. Anche le banche, questo aumento dei tassi continui perché devono combattere l'inflazione quando danno segnali che l'inflazione sta calando. Cioè, veramente uno va in difficoltà perché non si riesce a leggere con una dinamica ben chiara, perché oggi ci sono mutui, adesso il governo è intervenuto per abbassare i mutui che non hanno, diciamo, fatto concordato il prezzo, diciamo, del mutuo, la percentuale, e quindi devono intervenire per cercare di aiutare famiglie che altrimenti si trovano un mutuo che è raddoppiato. E com'è possibile? Allora qualcuno mi deve spiegare perché lì aumentano al doppio, in altri ambiti non si aumenta, l'energia elettrica che non si capisce quant'è, gente che deve recuperare le perdite che ha avuto. Io non vado a dittare qualcuno, io dico che i governi o l'Europa dovrebbe veramente fare un piano Marshall per una situazione che si è creata. Primo per adesso la situazione della guerra, certo. Prima per la pandemia. Cioè io dico, signori, chi è meglio di me venga avanti, perché sinceramente non è facile. Oggi non è facile. Io faccio sempre l'esempio della Coca-Cola. Okay? La Coca-Cola 0,99. Quando le cose vanno bene ti danno i 33, dopo ti danno il mezzo litro, dopo ti danno il litro, ma sempre a 0,99, dopo ti danno anche i 2 litri a 0,99. Quando le cose vanno male il prezzo è sempre 0,99, ti calano la quantità. E quindi questi sono i segnali del mercato e questo è quello che dobbiamo assolutamente valutare, e qui ci vuole una mano forte da parte dei governi per cercare di calmierare un po' questa situazione. Il costo del denaro oggi, vai in banca se hai bisogno perché le cose nella tua attività non sono andate bene, vai in banca a chiedere che se ti danno un prestito e a quanto te lo danno. Quindi... Certo, sì. Infatti, ma secondo lei fino a che punto nell'attività libero commerciale delle vostre attività può entrare un'autorità come può entrare il governo? Perché c'è il libero mercato, perché c'è la libera concorrenza, perché c'è un limite, quindi come potrebbe calmierare un provvedimento di governo certe impennate dei prezzi? Non è possibile. Ma cioè, le impennate dei prezzi ci sono quando c'è un grafico che va su e giù così. Un governo deve stabilizzare, un governo deve fare una crescita graduale. Qui ci sono le impennate che buttano fuori il mercato, perché non giustificano gli aumenti che abbiamo anche visto e assistito, e che abbiamo visto che ci sono state delle multinazionali che hanno guadagnato una montagna e mezza di soldi, senza giustificare che stavano mettendo in crisi tutta una serie di famiglie, di aziende, di un pericolo sociale. Però nessuno ha fatto niente. Nessuno, adoperiamo i soldi del valore aggiunto che hanno accumulato le cose, ma dopo noi sostanzialmente non abbiamo visto questi benefici, non li abbiamo percepiti. Cioè, noi siamo in alto mare con mare grosso e non sappiamo come arrivare in porto, questa è la vera realtà. Allora, torniamo su questi aspetti perché sono molto importanti. Lei aveva accennato anche il discorso dei mutui che riguardano moltissimi imprenditori, tra l'altro, alcuni dei quali abbiamo letto le mail, ci hanno anche scritto perché si trovano in gravi difficoltà. Pubblicità, dopo torniamo insieme.